Bentrovati, oggi parleremo di famiglia. 50 anni fa, era il 1975, il nostro ordinamento introduceva la riforma del diritto di famiglia. In 50 anni tantissime cose sono cambiate, anche la famiglia è cambiata, il sentire delle persone. Sono aumentati i divorzi, ci si sposa di meno, ci si separa di più. Sono oltre 82.000 le separazioni e quasi 80.000 i divorzi, secondo i dati Istat del 2023. Vuol dire 320.000 persone costrette a misurarsi con la sofferenza ma anche con la conflittualità che derivano dalla fine di una relazione. C'è un modo per arginare questo dolore e soprattutto ridurre i danni del conflitto risparmiando le conseguenze ai figli? Ne parleremo oggi con l'avvocato Elena Cassella, alla quale do il benvenuto. Partirei da principio, la famiglia, cos'è la famiglia e come è cambiata nel tempo? Allora, intanto buon pomeriggio, la famiglia, questa è una bella domanda. L'articolo 29 della Costituzione tutti quanti sappiamo che parla di una famiglia fondata sul matrimonio, ma la domanda è questa definizione attuale? Purtroppo no, perché in Italia, è incredibile, ma ci si sposa sempre meno e siamo il quinto paese con meno matrimoni al mondo. Cioè in Italia dal 1973 un terzo degli italiani non si sposa e abbiamo davanti a noi soltanto paesi come il Venezuela, il Qatar, l'Argentina. Questo che cosa vuol dire? Che dobbiamo farci una domanda, cioè come mai i giovani non si sposano? Ce lo chiediamo noi che facciamo soprattutto diritto di famiglia, che ci occupiamo di politica sociale. Una risposta in realtà c'è, perché il matrimonio, i giovani, secondo me, non ritengono più funzionante il matrimonio, cioè non lo ritengono necessario, mentre prima noi eravamo abituati a un matrimonio che aveva una funzione sociale. Oggi in realtà secondo me i giovani, soprattutto i giovani, ritengono che gli effetti del matrimonio, a questi giovani non interessano gli effetti del matrimonio. Che sono? Ecco, allora quali sono gli effetti del matrimonio? Faccio un esempio molto pratico perché bisogna dare anche un'idea. Allora, prima un tempo ci si sposava perché io sposandomi mi garantivo la indissolubilità del matrimonio, era molto difficile separarsi, no? Addirittura prima del 70 non era possibile, con la legge sul divorzio poi è stato possibile, ma era veramente difficile, tra la separazione e il divorzio c'erano prima 7 anni, poi 5, poi 3. Adesso oggi i tempi si sono ridotti, ecco, oggi si può separare, divorziare. Allora, dalla separazione al divorzio passano 6 mesi nel caso di separazione consensuale e 1 anno nel caso di separazione giudiziale. Quindi addirittura con la riforma Cartabia ricordiamo a tutti che si può fare separazione e divorzio nello stesso atto. Quindi un giovane dice: perché mi devo sposare? Tanto comunque il matrimonio è dissolubile. Poi noi facciamo un secondo effetto, penso anche tu, tutti quanti noi, magari i nostri nonni si sposavano perché così io diventavo erede di mio marito che magari era benestante. Bene, ai ragazzi di oggi non interessa, anzi non vogliono dare la propria eredità all'altro e non la vogliono ricevere, vogliono essere liberi. Indipendenti. Da tutto e da tutti. E purtroppo noi abbiamo i patti successori che sono vietati. Non è possibile che io e il mio futuro sposo ci mettiamo d'accordo e decidiamo che io un giorno magari rinuncio all'eredità. Non è possibile perché il patto successorio non è possibile e ammissibile in Italia. Quindi prima di sposarsi non è ammissibile fare un patto del genere? Allora, questa è una bella domanda, anche perché voglio dire, abbiamo seguito tutte le nozze di Venezia, di Bezos, del padrone di Amazon. In Italia non esistono i patti prematrimoniali, sono assolutamente nulli. Sono assolutamente nulli, cosa che invece in America ci danno dei pazzi. Ma come mai non fate i patti prematrimoniali? Ebbene, i patti prematrimoniali sono quei patti
atti con i quali i futuri sposi potrebbero stabilire delle condizioni per la loro fine matrimonio, un po' come ha fatto Bezos con la moglie. Pensare un po' al futuro, dice, se va male, Però già mettiamoci d'accordo adesso, se va male, se un giorno dovessimo separarci o divorziare, già abbiamo deciso cosa avverrà. Sì. Ma andiamo invece a noi. Quali sono in questo momento le questioni più stringenti, quelle che le persone stanno vivendo sulla loro pelle? L'assegno di mantenimento, i figli, sappiamo che i papà adesso sono molto più presenti, vogliono essere più presenti nella vita dei figli. Ecco, ci sono queste conflittualità quando c'è una separazione, un divorzio? Sì, dunque diciamo subito che diciamo, alla diminuzione dei matrimoni segue però un aumento delle separazioni. La separazione è un grandissimo dolore, è un evento veramente spiacevole per chi lo vive e per chi deve gestirlo. Cioè noi avvocati siamo chiamati a gestire un dramma che è un vero e proprio lutto. La separazione certamente può essere una separazione consensuale o giudiziale. Il mio consiglio è quello di tentare sempre, addirittura ancora prima di separarsi, il mio consiglio è quello di cercare di fare una terapia. Addirittura io sarei per la mediazione obbligatoria preventiva, cioè io sarei per costringere i coniugi ad andare prima in mediazione, perché a mio avviso è quello che vedo. Voglio dire, vediamo tutti i colleghi, purtroppo la separazione, la migliore delle separazioni è un dramma anche per i figli e anche per se stessi, perché c'è una rivoluzione. Perché quindi comunque si vive come un fallimento, perché no, è un fallimento, è assolutamente, è un fallimento personale, è un fallimento. Ho investito, ho amato, ho voluto bene una persona che o mi ha delusa o non mi trovo bene, insomma. Assolutamente è un fallimento personale, un fallimento della società, è un fallimento economico, quindi sicuramente bisogna approdare alla separazione solo quando la separazione è l'ultimo tentativo, cioè non c'è altro rimedio. E mi dispiace dirlo, invece io ritengo che in questo momento la separazione sia diventata da parte di tutti quanti un'operazione quasi di marketing o un'operazione molto facile da attuare. Poi un secondo consiglio che io do è comunque di tentare di fare una separazione consensuale, ma farla bene, perché alcune volte è più pericoloso e più dannoso una cattiva separazione consensuale che non una sentenza ottenuta dal giudice di separazione giudiziale. Alcune volte fanno le separazioni in fretta e in furia perché magari lui o lei ha un'altra e quindi concedono all'altra, cercando di affastellare delle condizioni che non sono chiare. Bene, la separazione consensuale, diciamolo a tutti, è un vero e proprio contratto, è un titolo e le condizioni devono essere fatte bene per poi poterle attuare in maniera più serena possibile nell'interesse dei figli. Questo è un consiglio che io mi sento di dare, seppure voglio dire ci vuole da parte nostra una altissima specializzazione. Io ritengo che la materia della famiglia o dei diritti delle relazioni affettive o diritti delle persone sia una materia che richiede oggi più di prima una altissima specializzazione da parte nostra. Quindi per me è fondamentale. Se non si riesce a fare una separazione consensuale, si fa una separazione giudiziale e i punti nodali, come giustamente mi chiedevi, sono sempre gli stessi. L'assegno di mantenimento, l'assegno di mantenimento per la moglie, l'assegno di mantenimento per i figli e ahimè la casa coniugale, che è un punto molto, perché spesso ricordiamo che i figli vengono utilizzati strumentalmente per la casa. E allora io dico la casa coniugale, intanto ricordiamo che il giudice può assegnarla
al genitore collocatario dei minori, non deve assegnarla, anche se la giurisprudenza ovviamente già da anni l'assegna al genitore collocatario. Io ritengo che il nostro legislatore, che è necessario che intervenga, perché abbiamo delle norme ormai desuete, è necessario che il legislatore magari assegni la casa o ai figli, con alternanza ai genitori, di andare in quella casa, in modo tale che non abbiamo figli con le valigie in mano, anche se questo è poco attuabile, magari è un incentivo soprattutto se i bambini, se sono bambini, se sono figli, se sono dei minorenni, quindi non ma è facile. che vadano loro da una casa all'altra. Ecco è questo il punto, che si spostino i genitori e non i figli, come se fossero dei pacchetti postali, un po' di giorni a casa del papà, un po' di giorni a casa della mamma, invece i figli restino sempre a casa. Questa è l'idea, la proposta. Se no abbiamo dei bambini ping pong, e comunque io, per quello che mi riguarda, proporrei, ma è una mia, o l'alternanza o l'assegnazione della casa ai figli con l'alternanza dei genitori, di guisa che vedranno, perché io l'ho provato, è una cosa veramente inattuabile, perché ovviamente poi ognuno di loro porta la fidanzata a casa, apre i cassetti, però questo ha indotto molti dei genitori a mettersi d'accordo e a fare un passo in avanti. Oppure, come in altri paesi europei, c'è un'assegnazione a termine, cioè la casa coniugale che spesso appartiene a uno dei due, che non solo si vede privato del proprio appartamento, ma addirittura dovrà pagare anche un mutuo su quell'appartamento, ma si deve cercare anche una casa in affitto, nella maggior parte dei casi sono i padri, ma non più tanto, perché ormai c'è una parità tra uomo e donna. Ecco, io introdurrei l'assegnazione della casa a tempo determinato. Chi lo dice, e qua siamo in Italia, che i ragazzi fino a quando stanno a casa devono conservare l'habitat? Dobbiamo, in questo modo si parla di Europa, mi dispiace, dobbiamo cercare di adultizzare questi ragazzi. A 18 anni sono diventati adulti, non è che fino a quando non si sposano questi ragazzi devono rimanere a casa coniugale e la casa deve essere assegnata al genitore. Insomma, cerchiamo di farli crescere questi ragazzi, che dite? Beh, queste sono delle proposte. Intanto possiamo chiedere ai nostri telespettatori se hanno delle domande da rivolgere all'avvocato Cassella, possono farlo con un messaggio al 342 74 55 005, lo state vedendo in sovraimpressione. Se vi state separando, se c'è un divorzio, se avete dei dubbi insomma su quello che vi sta accadendo, possiamo approfittare dell'avvocatessa Cassella. Quindi andiamo in pubblicità e ci vediamo qui tra pochissimo. Eccoci, stiamo parlando di diritto di famiglia, di divorzi, di separazioni, di famiglie che si uniscono ma che a volte si sfasciano. Abbiamo già detto che sono in diminuzione i matrimoni, e al contempo quei pochi matrimoni che ci sono, spesso purtroppo la percentuale è altissima di divorzi e separazioni. È arrivato un messaggio da parte di un nostro telespettatore che ci chiede qualcosa sull'assegno divorzile. È divorziata da tanto tempo dalla moglie, si è risposato, non hanno figli con la moglie, dice perché devo continuare a dare l'assegno? È giusto che io lo continui a dare o posso fare qualcosa di diverso? Insomma, posso far modificare questo? Questa è una bella domanda. Il signore che appunto abbiamo letto prima il messaggio ha specificato una cosa molto interessante, cioè che hanno convenuto con la moglie questo assegno divorzile perché lui voleva in qualche modo diciamo liberarsi molto presto, e questo è uno dei casi di cui parlavo prima, ovvero che l'accordo deve essere fatto bene, perché poi non può essere, cioè può essere modificato ma solo in casi di condizioni e di eventi sopravvenuti. Bene, l'assegno divorzile, lo ricordiamo a tutti quanti, è diverso dall'assegno di mantenimento. L'assegno di mantenimento si dà in caso di separazione alla moglie o al marito, quando? Perché? Per salvaguardare e mantenere lo stesso tenore di vita
che si era avuti durante il matrimonio, l'assegno di mantenimento, quindi è in qualche modo un assegno che mantiene, che garantisce il mantenimento. Con l'assegno divorzile invece, l'assegno divorzile ha una funzione più assistenziale, la Cassazione lo ha detto tante volte, e quindi serve per fare in modo che, nonostante lo scioglimento del matrimonio, quindi la morte del matrimonio che avviene con il divorzio, chi ha bisogno, l'altro coniuge che dovesse avere bisogno, potrebbe essere garantita con questo assegno di sopravvivenza quasi, non è proprio un assegno alimentare ma di sopravvivenza. Bene, io ritengo, perché anche là dobbiamo purtroppo mantenerci in Europa, per veramente pochi paesi ormai hanno l'assegno divorzile, non è possibile, come il caso del signore, e io ne ho tantissimi in studio, che persone che non hanno più niente a che fare con le proprie mogli, ex moglie, continuino a dare un assegno divorzile, peraltro periodico. Allora, non solo, perché queste donne sono in uno stato di indigenza, perché non lavorano e quindi hanno bisogno di un sostentamento? Esatto, allora loro dimostrano che non hanno contribuito al mantenimento o all'ascesa lavorativa del marito, e allora va bene questo, come in altri paesi, come per esempio in Germania. Allora si riconosce al momento del divorzio, peraltro scusate un attimino, qua la Cassazione parla di anni, ormai i matrimoni durano 7, 8, 10 anni, voglio dire, non esistono più matrimoni di 30 anni, quindi non si può più parlare di un assegno divorzile per la durata del matrimonio, dobbiamo adeguarci. Allora io penso che l'assegno divorzile possa essere stabilito, deve essere stabilito, ma ovviamente deve essere in misura innanzitutto una tantum, non questo assegno periodico. Però la legge dice che può essere periodico. È periodico, quindi, la legge di ora dice che deve essere periodico. Chiaramente il nostro telespettatore però rendiamoci conto che questo signore rimane... Non chiede il parere, chiede com'è la allora, legge. com'è la legge? Che purtroppo se l'ha previsto con un accordo e ha previsto questo assegno di divorzio per la moglie, deve esserci una condizione successiva al divorzio modificativa del proprio status. Faccio un esempio: spesso vanno in pensione, il loro reddito diminuisce di gran lunga e quindi allora, in questo caso si chiede la modifica dell'assegno divorzile. Però qua c'è poi il neo, perché la signora in realtà è vero che si vede recapitata questa causa per la riduzione dell'assegno divorzile, ma nel frattempo sta chiedendo il TFR, perché ricordiamo che chi non si sposa e ha un assegno divorzile ha diritto alla TFR, alla quota di trattamento di fine rapporto, quando si va in pensione. L'ex coniuge sta andando in pensione. Oppure l'ex coniuge può dimostrare che la moglie l'ex moglie nel frattempo ha aumentato i redditi, perché magari si è risposata o ha trovato un lavoro. Allora in quel caso immagino che logica vuole che l'assegno divorzile può però decadere. Se il matrimonio è morto, c'è un'altra domanda. Vorrei sapere come cambia la separazione con un bambino disabile. Ecco, questa è una bellissima domanda, è una domanda alla quale tengo moltissimo, perché una delle cose che io credo che debba essere assolutamente istituita: non è possibile trattare situazioni diverse in maniera uguale. Quindi io credo che debbano assolutamente essere introdotte delle norme per i casi di bambini. No, purtroppo oggi il bambino disabile, faccio un esempio, dipende che disabilità ha, ed è un minore a quanto ho capito, perché si parla di bambini, non c'è nessuna differenza rispetto a una separazione con un bambino normodotato. Io per esempio invece ho avuto a che fare con famiglie con bambini autistici, ecco. E allora qua il problema è molto più grande. Ne parlavamo proprio con i magistrati della prima sezione, che tra l'altro sono molto attenti e molto sensibili a queste tematiche, e lamentavamo proprio questo, perché non c'è, poi tutto demandato purtroppo anche un po' alla responsabilità del giudice, che ha un grande peso, che è quello di decidere, non so a chi assegnare una casa coniugale che appartiene ad entrambi i coniugi, ma nei quali
vivono a parità di reddito, nei quali però vivono 3 bambini che sono autistici, che hanno bisogno però di quell'habitat, di quel tipo di casa, e questo Quindi, è un problema. Non ci sono norme differenti, no, non ci sono casi ad hoc, assolutamente no. C'è una giurisprudenza, ci sono delle associazioni che stanno portando molto avanti questa battaglia. È necessario avere una legislazione specifica per bambini di questo, che hanno bisogno di maggiore sostegno. Assolutamente. Quindi in questi casi decide il giudice, il magistrato decide, in maniera assolutamente. Tale. E quale altra problematica può sorgere? Quali sono i casi? All'interno di una separazione? Sì. Allora, all'interno della separazione un dato significativo è questo: mentre prima, quando io ho iniziato questo percorso, in realtà le famiglie, le coppie si separavano e tutto il problema era l'assegno economico, l'assegno di mantenimento per i figli che venivano poi affidati. Noi sappiamo che dal 2016 c'è una legge sull'affido, 2006 scusate, sull'affido condiviso. Oggi non si litiga più per i soldi, forse perché non ce ne sono più. Ma oggi, oppure, per fortuna, forse entrambi lavorano, quindi... no, c'è una maggiore attenzione di entrambi i genitori, anche del padre, se mi è consentito, del padre alla educazione e alla crescita dei figli. Quindi mentre prima tutto si concentrava sull'assegno di mantenimento che l'uno richiedeva nei confronti dell'altro, oggi tutti i conflitti e tutte le questioni in tribunale sono relative alla, non so, dove andare a delle domande, quindi se magari rispondiamo un po' più in maniera più concisa. Il discorso era chiuso? Sì, assolutamente sì. Allora dice: buon pomeriggio, nella separazione l'abitazione di proprietà del marito era stata acquistata prima che si sposasse. Però è stata assegnata alla moglie. Il reddito della ex è superiore a quello dell'ex, ma deve versare comunque il mantenimento ai figli. Sì, là probabilmente il giudice... Ed è un quarto dello stipendio. Sì, e là purtroppo il giudice, quello che dicevamo prima... dice quello che gli resta, neanche un monolocale si può affittare, quindi ci sono anche queste problematiche. No, ci sono tantissimo queste problematiche, perché era il discorso che facevamo prima, purtroppo la casa viene data al genitore prevalentemente collocatario. Quindi anche se il marito, in questo caso, è il proprietario, l'aveva acquistata prima, non c'entra la proprietà. Immagino sia unico proprietario, resta alla moglie. Non solo è unico proprietario, ma spesso è anche intestatario unico del mutuo, quindi paga una rata mensile di 900 euro, il bambino resta prevalentemente con la madre e quindi la casa viene data alla mamma con il bambino, e lui dovrà pure pagare un assegno di mantenimento al genitore collocatario per il bambino. Quindi noi abbiamo i nuovi poveri, sono i padri separati obiettivamente. Ora stanno cambiando le cose, perché sempre di più anche la magistratura tende a dare dei tempi quasi paritetici all'uomo e alla donna, però ancora la strada è molto lunga, molto lunga. Quindi per il momento la situazione che ci ha illustrato questa nostra telespettatrice è così. Sì, è ordinaria, assolutamente sì. Succede questo. Succede assolutamente questo. Quali altri dubbi possiamo... Allora io dico soltanto questo, do un consiglio: siccome la riforma Cartabia alcuni la amano, alcuni la odiano, però comunque c'è ed esiste. La riforma secondo me ha una cosa che può essere usata bene, cioè il processo oggi è affollato di figure professionali e c'è un po' di, se non si sta attenti non si sa chi deve fare cosa, perché il legislatore non ha ben definito, quindi attorno a questi bambini ruotano tante figure, intanto i genitori, poi il magistrato, poi il curatore e poi un mediatore e poi un coordinatore. Allora il mio consiglio è quello che, siccome la vita è nostra e non possiamo demandarlo o affidarla a figure professionali quali appunto figure che affollano questo processo, io dico di metterci sempre molto il proprio e di cercare di trovare una soluzione che può essere sempre la peggiore per l'uno e per l'altro, ma la migliore sicuramente per vivere una vita più serena possibile e anche più equilibrata da un punto di vista economico. Quindi io sempre spingo verso le consensuali. Oggi esiste anche un modo che sta prendendo piede, che è la negoziazione assistita, cioè la possibilità per i coniugi di non entrare in tribunale, ma di
con 2 avvocati di fare un accordo scritto e poi presentarlo alla Procura della Repubblica, dove il procuratore dà il visto o l'autorizzazione. Quindi diciamo che è demandato molto al buon senso dei genitori e dei coniugi di litigare, di slitigare però con grande intelligenza. Ecco, ci vuole grande intelligenza. E poi succede anche quello che ci sta scrivendo questa nostra telespettatrice. Mia sorella è stata lasciata dal marito, ha abbandonato lei e i suoi figli, non le ha mai dato un centesimo, vive nella casa di proprietà del marito che però sta facendo di tutto per mandarla via. C'è anche un bambino minore, mia sorella non l'ha mai denunciato per evitare di fare soffrire i figli. Allora noi consigliamo, io consiglio vivamente alla signora che ci scrive di ottenere un provvedimento di assegnazione della casa, seppure appartenente al marito, e di andarlo immediatamente a trascrivere presso l'Agenzia delle Entrate, perché quando lo va a trascrivere alla conservatoria è una pratica amministrativa, lei lo rende opponibile ai terzi. Quindi se il marito nel frattempo vende l'immobile, la signora, se ha registrato il provvedimento di assegnazione, prevale rispetto alla proprietà, così non si vede qualcuno che bussa alla porta e dice tu te ne devi andare perché io sono il nuovo proprietario. No, perché se lei è necessario, questo glielo diciamo proprio pubblicamente, deve andare a trascrivere il provvedimento di assegnazione. Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, esiste se il signore ha qualcosa da perdere e qua abbiamo letto che ha la casa, facesse un bel precetto e un'esecuzione, un bel pignoramento immobiliare sulla casa. Ci sono molti telespettatori che stanno scrivendo come sempre, le domande, le considerazioni arrivano quando sta per scadere il nostro tempo. Sono un padre divorziato, pago sia il mantenimento ai figli che il mutuo, la casa è mia, ma essendo che non ho più la residenza in quella casa non posso scaricare gli interessi del mutuo stesso, dopo il danno anche la beffa. E il signore ha assolutamente ragione ed era appunto secondo me è l'emergenza di oggi, perché io ho visto veramente tante persone e ha ragione, non si può vivere in povertà perché pagano, sono proprietari, pagano il mutuo per il momento la legge pagano l'assegno di mantenimento. La legge è così. E purtroppo in questo momento la legge è così, però io dico che siccome noi avvocati possiamo, diciamo, invogliare e sollecitare il legislatore a cambiare le cose, proponete le assegnazioni alternate o l'assegnazione della casa ai figli, perché è necessario affinché perché sennò ne deriva anche, ne viene invalidato un diritto di proprietà che svanisce in questo modo. Quindi noi avvocati dobbiamo avere una cosa che gli avvocati abbiamo, che è il coraggio di portare avanti le battaglie, e una di queste battaglie è che ognuno deve avere una dignità anche economica, perché io ho delle persone, padri o madri indistintamente, che mi dicono non posso neanche offrire una pizza a mio figlio e a mia figlia, e questo non è giusto. C'è ancora tanto da fare. 50 anni fa è entrata in vigore la riforma del diritto di famiglia, ma abbiamo capito con l'avvocato Cassella che ancora c'è molta strada da fare, anche perché la società si evolve, cambiano gli usi, i costumi, il sentire delle persone. Abbiamo capito che ormai anche i rapporti, purtroppo io dico, sono fragili. I matrimoni non sempre durano una vita come lo era una volta, un tempo, erano sicuramente i matrimoni più solidi. Poi non andiamo lì a capire, comprendere perché, ma di fatto era molto più difficile separarsi, divorziare, proprio nella testa delle persone, nel modo di vivere, ecco, la coppia, il rapporto, si aveva più quel senso che mi sono sposata, questo è l'uomo col quale condividerò tutta la mia vita, e viceversa, mi sono sposata, questa è la donna con la quale voglio invecchiare. Non è più così nella maggior parte dei casi, ma per fortuna ci sono ancora le coppie solide, le famiglie unite, che vivono in armonia. Assolutamente. E noi dobbiamo solo augurarci che queste famiglie possano prosperare e possano diventare sempre di più.
Io posso chiudere dicendo che secondo me l'istituto del matrimonio, comunque della convivenza, deve essere un istituto comunque, a mio avviso non bisogna lavorare solo sulla parte patologica, ma allo Stato dobbiamo pretendere che intervenga anche sulla parte fisiologica, cioè sulla formazione delle famiglie. Oggi abbiamo più famiglie, più tipi di famiglia, lo Stato deve intervenire su quello e magari, se mi è consentito, perché la famiglia è un contenitore di sicurezza e di tutela, dobbiamo riempirlo e soprattutto forse dobbiamo renderlo un pelino più flessibile ai giovani di oggi, perché mi consenti una battuta e così chiudo. I giovani oggi ritengono di non volersi sposare, che bastano a se stessi, che fanno figli, tanto i figli dal 2012 sono riconosciuti anche fuori dal matrimonio, poi ad un certo punto entrano anche loro in crisi, perché poi anche le loro storie finiscono, quindi hanno un ottimismo, diciamo, invidiabile, però li dobbiamo anche tutelare nel momento in cui tutto questo ottimismo poi si sbatte contro la realtà. E certo, e comunque la stabilità è sicuramente sempre qualcosa da, come dire, aiutare, facilitare, credo che sia proprio un obiettivo da raggiungere, ma è un altro capitolo e esatto. dedicheremo un altro focus proprio alle famiglie fragili e perché sono diventate così fragili. Io ringrazio l'Avvocato Cassella, ringrazio la regia, ringrazio anche voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.